Conferenza stampa stamani dei carabinieri del comando della stazione di Ravanusa, accompagnati dal comandante della compagnia di Licata presso la sede centrale di Agrigento, per raccontare quanto accaduto nei giorni scorsi a Ravanusa all'interno di una comunità di rumeni abitanti da tempo nella cittadina agrigentina. 3 individui sono stati arrestati dopo una serie di indagini condotte dai carabinieri di Ravanusa che, allertati da una chiamata per un pestaggio avvenuto in tarda serata del giorno 16 nella via Silvio Pellico a Ravanusa, si sono prontamente recati sul posto. Il rumeno, quasi in fin di vita, è stato subito accompagnato con un'ambulanza presso l'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. I carabinieri non hanno neanche avuto la possibilità di sentirlo, quindi grazie a una collaborazione avuta da alcuni cittadini di Ravanusa, i carabinieri della stazione hanno svolto accurate indagini e scoperto i mandanti, 2 uomini e una donna, che per un prestito di soli 20 euro hanno pestato il loro connazionale quasi a morte, ha anche rischiato la vita. Lo stesso, infatti, dopo l'ospedale di Canicattì, è stato prontamente trasportato d'urgenza presso il San Giovanni di Dio di Agrigento in sala di rianimazione, temendo anche il peggio. Ma fortunatamente il ragazzo ha superato la crisi e successivamente, ascoltato dai carabinieri, ha confermato il puzzle che i militari dell'Arma avevano ricostruito. 3 le ordinanze di custodia cautelare firmate dal PM Sara Varazzi e confermate dal CIP del Tribunale di Agrigento Alessandra Vella. Sì, comunità rumena che abbiamo già da molti anni. Questi soggetti lavorano in modo prevalente nell'agricoltura nell'ambito dell'uva e delle pesche. Appena abbiamo avuto l'input, la segnalazione del grave fatto di sangue che era avvenuto ed avuta contezza delle generalità della vittima, grazie alla conoscenza appunto di questi soggetti, perché questi sono a gruppi. Sì. Ci sono i gruppi che lavorano nelle campagne, che si riuniscono fra di loro abbiamo visto quali erano gli amici di questo soggetto, le frequentazioni che aveva. A questo punto ci siamo recati presso le rispettive abitazioni a ricercare eventuali tracce che ci potessero condurre al soggetto che ha cagionato questa lesione. Così facendo, alle ore 4 meno un quarto circa del mattino abbiamo avuto la presenza di uno degli indagati, lo abbiamo trovato con delle evidenti tracce ematiche sui dorsi delle mani e abbiamo capito che sicuramente aveva a che fare con questa. Da qui sono susseguite le indagini, anche grazie alla collaborazione di qualche persona che li ha visti la sera prima assieme, abbiamo anche collegato le altre persone. È chiaro che l'abuso di sostanze alcoliche pone la persona nelle condizioni di non essere più consapevole anche di quello che fa. E sicuramente conta l'abuso della sostanza alcolica nel determinare un'azione senza limite, perché poteva finire veramente malissimo. Certo. Quindi conta, secondo me. Il fatto è un vile pestaggio violentissimo, 3 persone contro un soggetto classe 1991 per un debito di pochi euro, gravissimo, che ha avuto come risposta immediata quella che noi, il comando provinciale di Agrigento, nonché tramite i comandanti di compagnia, sta cercando di sensibilizzare sempre di più, cioè la forza della stazione sul territorio che riesce a colloquiare con la popolazione, che ci ha aiutato fortemente al fine di ricostruire in brevissimo una vicenda che inizialmente era molto oscura, perché quello che ci siamo trovati di fronte inizialmente era un ragazzo in una pozza di sangue, completamente avvolto dal sangue perché con volto tumefatto e con i polmoni lesionati dalle botte, tant'è vero che è stato necessario un ricovero d'urgenza in rianimazione ad Agrigento dopo una corsa all'ospedale di Canicattì. In poco tempo è stata ricostruita
la vicenda, quindi si è ricostruita l'identità dei 3 soggetti, che sono peraltro 3 congiunti, si direbbe oggi, 3 fratelli sostanzialmente, e che per questo debito di pochi euro, a seguito di questa lite, hanno picchiato con mani, pugni e anche con l'utilizzo probabile di un bastone il ragazzo, riducendolo sostanzialmente in fin di vita praticamente, o comunque in maniera molto debilitata. La gente per noi è tutto, noi possiamo aiutare la gente e chiediamo alla gente di aiutarci, deve essere una cosa reciproca, questa è la nostra forza, soprattutto in quei territori in cui le stazioni sono l'unica forza di polizia a competenza generale. Questa segue la linea del comando provinciale di Agrigento, che invita noi comandanti di compagnia a utilizzare questa nostra forza, che sono sostanzialmente i comandanti di stazione sul territorio, che hanno una lettura precisa del territorio e della popolazione e delle abitudini della popolazione. Vi faccio un esempio molto lampante su questo: anche la scelta dell'orario di intervento per l'esecuzione delle misure odierne è stata una scelta fortemente voluta dal comandante di stazione, il quale, consapevole che i soggetti erano dei braccianti agricoli, sapeva che alle 4 del mattino li avrebbe trovati già pronti, vestiti, perché intorno alle 4:30, 5 sono già pronti per andare a lavorare nei campi. Questo ci ha permesso la scelta vincente di entrare nella casa con assoluta serenità, fare il nostro lavoro per portarli poi in caserma a finire, diciamo, gli atti, per poi tradurli nel carcere di Agrigento.